Sotto le acque di Revin potrebbe esserci ancora un treno. Non è una storia inventata. La ferrovia esisteva davvero. Durante la Prima Guerra Mondiale, dopo Caporetto, gli austro-ungarici costruiscono una linea assurda. Binari sopra l'acqua. Rotaie fissate su barconi galleggianti che attraversavano il lago di Revin. Un treno che scorreva sull'acqua. Serviva per portare viveri e munizioni fino al Piave. Poi arriva la ritirata. E qui cambia tutto. Secondo la leggenda, gli italiani lo colpiscono. Il treno affonda. E non era vuoto. Dentro ci sarebbe stato qualcosa di valore. Un carico mai recuperato. Finito giù, sotto fango e melma. Oggi il lago sembra tranquillo, ma in alcune zone ci sono ancora pezzi di quella ferrovia. Rotaie riutilizzate nei ponti. Tracce reali. E quindi la domanda è semplice. Se i binari sono rimasti, il resto dov'è finito? Perché nessuno ha mai trovato davvero quel treno? Siamo con il signor Perindio Tisalvi, presidente del Comitato Imprenditori Piave Veneto 2000 in piazza Brandolini con questa installazione storica. Ci può dire qualcosa in più? Qui abbiamo dei materiali storici, dei cimeli molto importanti che riguardano 100 anni di vita, diciamo, della partenza delle Ferrovie dello Stato. Diciamo che le ferrovie sono partite a metà del 1800, che si sono sviluppate in vari rami nazionali e per arrivare alle linee più secondarie qui appunto nella nostra zona, che passava qui a qualche centinaio di metri il treno. Ecco che questa linea secondaria partiva da Susegana, Ponte della Priola, Pieve del Soligo, Follina, Ceson Valmarino fino ai laghi. Ecco, c'erano questi tipi di treni, quindi questi un po' più grossi a scartamento ridotto, naturalmente al tempo erano a vapore. Questi sono macchine simili, questi sono diesel con motori OK che vediamo, usati dalle Ferrovie dello Stato. Questi dopo arrivate in stabilimenti privati che spostavano qui vagoni merci il materiale internamente. Ecco, questo e questo, vedete, dopo stati usati per questi smistamenti di... Qui dall'altra parte invece passiamo alle Decauville, ecco come vediamo queste macchine qui, quindi le vediamo anche in registrazioni d'epoca queste macchine che spostavano sia per miniera. Dobbiamo ricordarsi che qui vicino c'erano le miniere di Rifrontolo della lignite e che andavano fino a Monfumo. Dall'altra parte vediamo qui invece quest'altra Decauville, come Sì. vedete, ecco questa ha praticamente questi vagoni che avevano, ora veniva usata sia nelle miniere di lignite eccetera. Questo carrello qua invece veniva usato dagli austro-ungarici per portare legname, materiale bellico, bombe eccetera. Torniamo indietro del secolo scorso. Sono delle macchine straordinarie, come vedete. Immaginate qui l'operatore che è dentro nel tunnel della galleria, che vedete seduto di fianco, comanda questo trenino di fianco, questo Decauville, da questa parte entrava nelle gallerie oppure esternamente per spostare materiale per quanto servisse. Naturalmente queste sono macchine che fanno parte della nostra collezione, ne abbiamo
3 capannoni pieni da circa 2000 metri quadri di questo materiale, delle macchine a vapore più grandi come l'Ansaldo del 1910, che è gigantesca, pesa 900 quintali, ecco, tanto per dire che macchine abbiamo. Quindi qui partiamo sulle macchine piccole, tipo appunto queste locomobili qui, ma abbiamo anche le altre macchine più grosse a vapore, le 835, Ecco, macchine eccetera. piccole che comunque per essere installate qui hanno richiesto anche, diciamo, un impegno logistico non indifferente. Ma oddio, sì, ci siamo impegnati, il presidente e la segretaria appunto della biblioteca è molto interessata a aver portato qui questa cosa che noi abbiamo, quindi ma qui tocchiamo veramente il materiale d'epoca del periodo, quindi bisogna immergersi qui per capire l'importanza di questi macchinari che hanno dato una svolta nel secolo scorso per la produzione industriale e quant'altro.